2. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. E alla fine il commento più gettonato è stato questo: ma lo sai che le foto non le rendono giustizia? Da vicino Ellie Schlein è molto più carina, ha un suo fascino, educatissima e raffinata. Esclusiva cena in piedi per 25-30 persone a casa di Claudio Baglioni ai Parioli sere fa, svelata dal Foglio, confermata da altre fonti. Invitata speciale la neosegretaria del PD. In menù assaggini di spigola marinata, sashimi di tonno, tutto buonissimo, assicurano i presenti, serviti da camerieri in livrea. Tra gli ospiti i giovanotti Luca Zingaretti, Luisa Ranieri, Carlo Verdone, Gabriele Muccino, Dario Franceschini, Michela De Biase, la sua moglie, Paolo Sorrentino, Giuliano San Giorgi e naturalmente Carlo Cambi che è con noi questa mattina. Raccontaci tutto di questa cena meravigliosa. Quella sua maglietta fina. La vuoi? Certo. Federico te la recupera subito. Federico te la recupera subito, quella sua maglietta fina. Tra l'altro, Ellie ti presento Salvo è il titolo del commento di Marco Travaglio, che si sofferma invece su un altro partecipante alla cena che, secondo il direttore del Fatto Quotidiano, è l'emblema del cadreghismo, del potere, poltrone e sofà all'italiana, cioè Salvo Nastasi, la cui biografia Travaglio riassume come simbolo del fatto che insomma Roma ti corrompe appena ci metti piede sul serio. Ma è no? la grande bellezza, ragazzi. È una meraviglia. Un Oscar, è una meraviglia. Raccontando quella Roma lì. Però io invece, Carinarca, intanto buongiorno. Buongiorno Carlo. Sua benevola benedizione, perché stamattina sono molto preoccupato. Di che cosa? Perché a colazione ho cambiato la tazza del caffè. Non vorrei essere accusato di sostituzione di tazza o di tazzismo. Di sostituzione tazzica. Non so se hai visto il titolo di Repubblica. La difesa della razza. Non vorrei essere accusato di tazzismo. E quindi sono molto preoccupato, vorrei sapere lei cosa ne pensa. Guarda, io so solo che il tazzismo è una brutta bestia da estirpare in tutti i modi. Sì, infatti il tazzismo è preoccupante. Guarda che ma con tutti i cazzi che ci abbiamo in Italia, Carlo, perdonami il francesismo. Esatto, è sconfortante. Quelli mangiano com'è, i bocconcini di spigola e sashimi di tonno. Peraltro pescato da sicuramente un pescatore Mazzarota che la sinistra sta difendendo. Attenzione Carlo, serviti da camerieri in livrea. Sì, camerieri filippini ovviamente. Non so se italici o no, appunto. Sostituzione anche lì? Non si sa, però c'è una cosa, che in questo momento la sinistra a Strasburgo, in particolare il PD, sta votando
contro le reti a strascico, il che significa mettere sul lastrico i nostri molto poveri pescatori, che sono quelli che però poi portano la spigola, la sashimi, eccetera, eccetera. Cioè, basta, non se ne può più di questo tipo di come posso dire, di ipocrisia. Stamattina stavo guardando le trasmissioni televisive, le solite stupidaggini, no? che passano in televisione, i talk show, e quest'area dei conduttori contriti, io mi domando, ma noi le elezioni le abbiamo vinte sì o no? Secondo me no. No, perché se io guardo cosa passa in Rai, mi rendo conto che le elezioni le abbiamo perse. Cioè, il conformismo di questa roba è spaventosa. Al mio collega Dragoni, che però purtroppo non ha sempre la battuta pronta, hanno chiesto: ma è vero che scusate, ma è vero che i migranti aumentano il PIL? E lui ha detto sì, c'è l'allegato, la famosa tabella, che è una tabella che peraltro c'è in tutte le edizioni del DEF, quindi anno dopo anno, che segue un ragionamento molto semplice. Tu per fare PIL hai bisogno di lavoratori, se non hai lavoratori italiani o gente italiana che lavora, ovviamente devi avere altri tipi di lavoratori. Quindi in questo modo i migranti contribuiscono al PIL, ma gli si poteva anche dire che nel PIL, per esempio, ormai è accettato la regola contabile europea, che va calcolata anche lo spaccio di droga e la prostituzione. E per esempio una cooperativa come quella della signora Sumaoro contribuisce al PIL, e ugualmente contribuiva Buzzi. Non so se lo ricordate l'espressione di Buzzi: c'è guadagno più con i migranti che con la droga. Sì. E questo signor Buzzi era peraltro uno degli esponenti di punta della Lega delle Cooperative nel Lazio. Allora, quando si pigliano le espressioni del povero Lollobrigida, che ogni tanto, diciamo, inciampa lessicalmente nelle trappole del conformismo della sinistra, e quindi farebbe bene ogni tanto a capire che gli stanno col fucile puntato per beccarlo sulle espressioni infelici. Ma quando la sinistra fa questo tipo di ragionamenti, bisognerebbe ogni tanto dirgliele queste cose, perché non è pensabile che il conformismo dell'informazione arrivi al punto tale da negare l'evidenza dei fatti. Lui parla di sostituzione etnica e il concetto è francamente fastidioso. Però una giratina delle telecamere Rai che andassero a fare uno specialino a Castel Volturno, dove la mafia nigeriana ha il suo quartier generale e dove ci sono intere porzioni di territorio nazionale invalicabili anche dalle forze dell'ordine, e quella forse non è sostituzione etnica, sicuramente è accerchiamento. Beh, se ci facciamo fregare anche il made in Italy delle mafie, siamo messi male. Esatto, sicuramente è, come posso dire, sostituzione di legalità, vogliamo dire così? No, io difenderei il made in Italy, perché uno dei pochi prodotti sicuri erano le mafie, adesso ci portano via anche quelli. Appunto, cioè, esatto, anche quello si portano via. Allora, tutta questa discussione ha qualcosa di manicheo. Quando Weber, il capo del PPE, sì, ti dice: è vero che l'Italia è stata rimasta sola, dobbiamo dare dei soldi e dobbiamo alzare dei muri, non è che lo dice un nazista, lo dice il capo dei popolari europei. Senti, il capo dello Stato Mattarella ha detto che le norme che vigono adesso sono preistoriche. Preistoriche. Allora, ci dobbiamo mettere d'accordo. Senti, però la sensazione è che lì non cambia nulla comunque. Ma infatti non cambia nulla, perché l'idea che si è fatta l'Europa è una sola. Non si tocca Dublino, perché Dublino garantisce che ad assorbire l'urto migratorio sia l'Italia, perché di fatto l'Italia è il paese di primo approdo. Gli si danno un sacco di soldi agli italiani perché si smazzino loro questa faccenda, purché non vengano a rompere le scatole a noi. Il punto qual è? È che la sinistra, in particolare, cade in contraddizione quando dice no, ma non puoi agitare lo spettro della immigrazione, dimenticando che questi poveri disgraziati, perché di tale persone si tratta,
attraversano il mare non per rimanere in Italia, ma per andare altrove. C'è un picco particolare, che l'altrove non esiste. Carlo, perché al confine francese gli sparano, in Spagna gli sparano, in Germania li cacciano via, dall'Austria in su non ne vogliono sentire parlare. E allora? Carlo, io vorrei farti 2, 3, 4 domande. Anche 10, vai. No, te le faccio tutte e 4 perché allora, una è di carattere generale. Tu ti domandavi prima, ma il centrodestra, la destra ha vinto o ha perso le elezioni? Io mi domando un'altra cosa, ma il centrodestra o la destra ha capito che il mondo è a prescindere dai talk show o no? Perché a me non me ne frega un cazzo di quello che discutono in televisione. Scusami, stamattina sono volgare, non riesco a trattenermi perché dopo aver sentito la storia di Carlo Calcagni che ci ha parlato per un'ora e questo povero uomo, colonnello dell'esercito, è dal 2002 che fa i conti sul proprio corpo con l'uranio impoverito che c'ha in tutti gli organi. Alessandro Darold lo ha intervistato per La Verità. Prima ancora le Iene hanno fatto un bellissimo servizio. Oggi abbiamo parlato con lui un'ora, ieri doveva incontrare il ministro Crosetto, il ministro Crosetto manco si è presentato e oltretutto quest'uomo se ne esce dopo 20 anni di devastante lotta contro la morte. Tra l'altro lui non guarirà mai perché lui non guarisce più da questa malattia, può solo ritardare gli effetti letali della contaminazione che ha in tutto il corpo. Allora ieri si presenta al ministero su appuntamento, non è che ci è andato per conto suo. Il ministro Crosetto gli dà appuntamento e manco si presenta. Esce e deve prendersi il taxi pagando 50 euro per tornare dal suo autista che c'ha il deambulatore dove se ne va a casa e se ne torna a casa in quel del Salento. Allora a me queste storie qua mi fanno dire, ma questo Stato non esiste a prescindere che ci sia la destra, la sinistra, il centro. Chi ha vinto le elezioni? A me che me frega, mi viene da dire. Da cittadino italiano dico, ma chi se ne fotte chi ha vinto le elezioni? Perché se voi vi comportate così è inutile che vado a votare. Primo. Secondo, ma avete capito che esiste un mondo fuori dai talk show, da Twitter, da tutte ste cagate? Punto primo, perché è un mondo reale di gente che lavora, di gente che fatica, di gente che lotta come l'amico Calcagni, l'amico Carlo di poco fa, cioè c'è gente vera e viva per fortuna in questo paese. Volete decidere a beneficio della gente normale che vive veramente e fottervene dei talk show della Rai, di Rai 1, di questo e di quell'altro o no? Sto sbagliando, Carlo? Sono un coglione io stamattina a ragionare così? Perché a me mi sembra che questi stanno a guardare tutte le cazzate che gli dettano gli altri, quindi bisogna mandare in televisione quello intelligente, quello bravo, quello che risponde, che fa polemica, che fa audience, quello che ha 2000 seguaci su Twitter, 2000, 30.000, 50.000. Ma chi se ne frega? C'è tutto un mondo vero di cui tu dovresti occuparti e lì accresceresti la tua popolarità, lì avresti il consenso vero e duraturo e progetteresti per il futuro, fottendotene di tutte queste stronzate da talk show, da Twitter, da social media. Te ne devi fottere, devi decidere sulla base di quello che chiedono le persone vive, le persone vere, non le persone fittizie e le cazzate che si dicono in televisione. Permettimi, Carlo, perché mi sono rotto i coglioni. Sono 25 anni che discutiamo di cazzate e nessuno fa mai niente. Ma mi sto sbagliando. Punto primo. No, non ti stai affatto Punto secondo, poi le dico tutte subito. Qua invece entriamo più nel dettaglio. Tu mi devi spiegare come si fa a infilare in un documento del primo governo di destra serio che viene fuori apparentemente dal voto una cazzata come il debito si risolve facendo venire gli immigrati. Non l'hai scritto tu, ce l'ha messo una manina il nemico Gesù Cristo, non mi importa, è una cazzata enorme, non va in nessuna direzione di quella di chi ti ha votato. Può piacere ad altri, può piacere a quelli che erano a cena con Baglioni, ma non piace a quelli che ti hanno votato, mi sembra di capire. Com'è che si trova dentro al tuo documento, che non conta un cacchio, perché comunque il DEF non conta nulla, ma com'è che si trova una dichiarazione di questo genere che fa notizia, fa discussione? Altra roba, c'è ancora un presidente dell'INPS che va dicendo che le pensioni e il welfare ce lo pagano gli immigrati. Abbiamo un decreto flussi che lo stesso ministro Lollobrigida inizialmente diceva ma ci occorrono 500.000 immigrati all'anno, poi la cosa si è smontata, ha cambiato opinione. Ma se tu vai avanti così, ma dove vai? Dove stai andando? E no, oltretutto, tu che conosci, Carlo, il mondo dell'agricoltura, allora spiegami cosa cavolo significa dire il debito ce lo riducono gli immigrati. Cosa significa le pensioni ce le pagano gli immigrati e tu che conosci appunto anche il settore agricolo, ma questi agricoltori hanno veramente bisogno di 100, 200, 300, 400.000 persone che arrivano dall'estero perché non possono raccogliere la frutta, le fragole, eccetera, o le cose stanno diversamente? Fammi capire qualcosa. Su tutti e 4 i punti, perché poi me ne sto zitto perché ho già parlato troppo.
No, ma figurati, andiamo con ordine. La manodopera in agricoltura serve. La manodopera in agricoltura si trova solo con gli immigrati? No. La manodopera in agricoltura si trova con gli immigrati perché? Allora, la manodopera in agricoltura non si trova solo con gli immigrati, si potrebbe trovare in 1000 modi. Chiunque di noi abbia fatto l'università si ricorderà che si pagava una parte degli studi andando a fare la vendemmia o la raccolta delle olive piuttosto che la raccolta della frutta. No, poi scusami Carlo, dico un'altra cosa, poi perdonami, non per interromperti, ma anche chiunque di noi abbia studiato veramente l'economia, ma non all'università, a casa, con la mamma, sa che c'è la legge della domanda e dell'offerta, no? Se tu hai bisogno di qualcuno lo paghi un po' di più perché hai bisogno, non è che vai a prendere lo schiavo. Aspetta, ragioniamola tutta. Quindi non è vero che non si trova la manodopera, non si trova la manodopera se non la paghi. Se non la paghi, ovviamente la gente sta a casa, ma soprattutto se gli hai dato l'illusione che si può stare a casa essendo pagati. Perché la funzione diseducativa che il reddito di cittadinanza ha avuto è spaventosa. Sì, certo. Siamo arrivati anche al punto, lo leggevo l'altro giorno, che in un liceo di Milano i giovani sono in rivolta perché sono contro lo stress da studio. E dicono non tenete conto del nostro stress da studio. Non so se è chiaro. Allora, però, quando però poi vai a ragionare, per esempio, con le grandi catene di distribuzione, alcune di queste sono anche, come si vede, in mano alla sinistra, o quantomeno fanno parte dell'universo di riferimento alla sinistra, la passata dei pomodori più di 30 centesimi al chilo non la vogliono pagare. Però poi al consumatore finale la vanno a pagare 4 euro. Questo è un altro paio di mani. Allora, se tu non metti mano alle filiere, è chiaro che in agricoltura fai fatica. Altra domanda, ma sono immigrati regolari che noi abbiamo, che richiediamo, o è manodopera di risulta? Perché ti faccio notare una poi cosa. Scusami, fammi capire una cosa. Allora, se tu usi lo strumento del decreto flussi, improvvisamente quella gente lì diventa regolare. Lo schiavo diventa regolare? Sì, ma la cosa che nessuno dice è che il bracciantato agricolo che le imprese agricole chiedono non è un bracciantato agricolo generico come la raccolta dei pomodori nel Foggiano organizzata dalla cooperativa della famiglia Sumaoro. A noi servono raccoglitori di frutta, potatori, vendemmiatori, conduttori di macchine agricole. Tant'è vero che noi abbiamo avuto da sempre un flusso dall'Europa centrale all'Italia. Sono i rumeni, sono i bulgari, sono una parte, ora i polacchi sono diventati più ricchi, quindi vengono meno volentieri, ma sono una parte di polacchi che vengono nelle nostre campagne a lavorare. Erano i croati, sono gli albanesi, una parte dei montenegrini. Macedoni nelle Langhe tanti. Macedoni, appunto. Tutte persone che hanno una loro qualificazione, perché il problema che non si dice mai è che noi continuiamo a dire con i migranti si risolve il problema del lavoro. No, con il personale specializzato, indipendentemente da dove arriva, si risolve il problema della produttività, che è una cosa diversa. No? Non è che tu li pigli dai barconi e li mandi in campo e hai risolto il problema. Perché quello che voglio farci capire è questo, e non è così. Quando si dice ma il Click Day, no, il Click Day è andato sopra le aspettative perché le aziende chiedono personale specializzato, cioè gente che è in grado di lavorare, non gente, punto. Ma come lo metti con i disoccupati italiani? Fammi finire. Detto questo, c'è un'affermazione che era stata fatta dai partiti che ora governano in campagna elettorale, che era prima gli italiani. Allora la domanda è: quanti sono gli sgravi contributivi che io ho se assumo degli italiani a fare un certo tipo di lavoro? E soprattutto, è vero o non è vero che c'è un dumping sul costo del lavoro fatto dal migrante irregolare rispetto all'italiano? Perché bisognerebbe a questo punto domandarsi: ma gli ispettorati del lavoro
quando vedono le cooperative di migranti, ci vanno a fare un controllino per vedere come sono pagati, come vengono utilizzati, perché sapete, il tema del dumping sulla manodopera è un tema che non viene mai portato all'attenzione, ma che è il vero nodo del problema. Perché? Perché è evidente che se io ho convenienza se io assumendo il nero, o meglio facendo lavorare il nero, mi evito il controllo, questo è già un dumping, perché mi invoglia a pigliare quella manodopera piuttosto che un'altra manodopera. E l'ultima questione che tu ponevi, ma è vero che aumenta il PIL? È un ragionamento meramente burocratico, cioè il PIL si aumenta aumentando il volume economico delle produzioni. Siamo d'accordo? Ma per aumentare il volume economico delle produzioni io ho bisogno di manodopera. Siamo d'accordo? Se l'italiano prende il reddito di cittadinanza e sta sul divano, io quella manodopera bisogna che la vada a trovare da un'altra parte, giusto? Quando faccio la tabella del PIL, scrivo semplicemente se aumenta l'occupazione, aumenta il PIL, ma non scrivo se aumenta l'occupazione immigrata o irregolare. L'occupazione è tout court. Poi da questo la manina anonima tira fuori che siccome l'occupazione accessibile oggi è immediatamente accessibile a quella dei migranti, i migranti aumentano il PIL. Ma è un artificio, starei per dire, lessicale, non c'entra assolutamente nulla con la grandezza economica. Altra cosa, quello che tu dici, questi si preoccupano dei talk show e non si preoccupano della realtà, ma è stravero quello che dici. E te lo dimostra un fatto molto semplice, e cioè che noi siamo vincolati ormai da mesi a discutere della tragedia di Cutro quando le inchieste della magistratura, quindi non le albagine di qualche commentatore asservito alle forze plutocratico-massoniche della destra, quando la magistratura ha accertato che quel disastro è stato provocato esclusivamente dall'incapacità dei trafficanti, che addirittura facevano i filmati sui balconi per dire questo è il modo per arrivare in Europa, e quindi facevano i filmati propagandistici. Allora, se tu avessi ad occhio la realtà e ti chiamano in televisione a parlare di Cutro, dici guarda, io di questa roba non discuto perché è questione che riguarda la magistratura e a me interessa capire se a Cutro posso o non posso costruire una fabbrica, posso o non posso costruire una scuola, posso o non posso dare una prospettiva ai ragazzi italiani che si sentano meno tagliati fuori dal consesso del paese. Ma di questi ragionamenti qua tu non ne senti più parlare. Ti faccio un caso, svegliamo tutti gli altarini. Ti ho chiesto ieri, mi pare, il numero di Rixi perché vogliamo intervistarlo. Bene, ma hai risposto te che non ci sei? Allora la domanda è più interessante partecipare ai talk dove appunto si discute della sostituzione della tazza o spiegare attraverso altri organi di informazione che cosa stai facendo al governo sulle infrastrutture, che cosa stai facendo al governo su questo maledetto PNRR, come ti porrai in Europa di fronte alle molte questioni che l'Europa sta per porti, dal patto di stabilità al MES, a tutte le manovre sul verde, ma di tutta questa roba qua non ne vuol parlare nessuno. Perché non ne vuol parlare nessuno? Sai perché? Perché sono convinti che apparire, anche facendo delle figure di palta, è preferibile all'essere. Allora Carlo, abbiamo la solita pausa. Stamattina Romeo, capogruppo. Pausa delle 10, Carlo, poi ci rivediamo, ci risentiamo, ci rivediamo. Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta. La domenica mattina non perdere contatto con la realtà, su Radio Libertà, senza filtri né censure.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, rieccoci con Carlo Cambi. Tra poco, anzi le apriamo adesso le linee telefoniche per chi vuole intervenire, 02 92 94 7222. Cominciate a chiamare, credo che si possano anche prendere 2 telefonate alla volta, diversamente da prima, il progresso è inarrestabile qui presso Radio Libertà. Comunque 02 92 94 7222 per intervenire in diretta, per parlare con Carlo Cambi, i messaggi via WhatsApp al 346 64 27 756. Allora, Stavi parlando stamattina di Romeo, Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. Proprio Massimiliano Romeo, per l'ennesima volta, ha dovuto dare contezza del perché la Lega presenta degli emendamenti fuori linea rispetto al governo, che poi non è vero, è così. Ma la domanda che faccio io è: ma perché Massimiliano Romeo deve rispondere a questo tipo di domande? Se io fossi Massimiliano Romeo, sai cosa direi? Guardi che lei, se ha il tesserino per la stampa parlamentare, può tranquillamente venire in aula ed ascoltare le nostre proposte. Punto. Poi scusami un attimo, ma alla persona di cui parlavamo prima, all'italiano, al cittadino normale, comune, vero, vivo, che cazzo gliene frega? Che cazzo gliene frega? Perché la Lega presenta emendamenti? Gli importerà che arrivi a un risultato che gli aggrada, che gli fa bene, che lo migliora, che lo fa star meglio, che gli migliora la vita dal punto di vista individuale, lavorativo, professionale, economico, civile, sociale, eccetera, eccetera. Tanto per stare sulle cose che dicevi tu, ieri a Milano è stato tutto un evviva perché è stato inaugurato il Salone del Nobile che fa il paio con la spigola della Schlein, però. Sì, appunto. Ok? Perché nessuno dei nostri rappresentanti, cioè dei rappresentanti della destra, tantomeno dell'informazione, ha posto un problema. Ma un giovane designer che volesse per caso oggi a Milano intraprendere la carriera di disegnatore e di artigiano del nobile, avrebbe le condizioni minime perché ciò accada? Esatto. Allora, il tema del Salone del Nobile non è tanto glorificare per l'ennesima volta il Made in Italy che spacca il culo anche Passeri, eccetera, 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 che sappiamo perfettamente che è così, al netto del fatto che le nostre imprese pagano l'energia, i contributi, le tasse, i costi infrastrutturali più alti d'Europa, che quindi sono marginali rispetto alla profittabilità, e la cosa che non si dice è che i colossi del nostro Made in Italy dell'arredamento sono in larghissima parte in mano a fondi di investimento americani. Anche questo l'ebbe raccontato, no? Quando si parla del Made in Italy. Bene, a fronte di tutto questo, noi non diciamo affatto che per come è stata sgovernata Milano e per l'immagine che Milano si è costruita, appunto, delle spigole, della tartare, eccetera, sì, appunto. Di fatto è una città morta dal punto di vista della possibilità di fare qualsiasi lavoro creativo ma poi non per parodiare che implichi solo lontanamente la parola manifattura. Allora, la crisi di Milano come hub produttivo è o non è un tema di straordinaria portata per il paese? Domanda. E il fatto che Milano sia governata da un cicisbeo della sinistra che l'ha ridotta al laboratorio del luogo comunismo è o non è un fatto che dovrebbe interessare le forze del centrodestra e sulle quali le forze del centrodestra dovrebbero fare una campagna culturale e politica?
Allora, questa è la domanda. Carlo, abbiamo 2 telefonate e svariati messaggi. Sentiamo le telefonate allo 02 92 94 7222. Poi il Salone del Mobile. A me mi piacerebbe vedere dei falegnami all'opera, no? Appunto, esatto. Non degli Sì. idioti che mangiano la spigola e lo sashimi. 2 telefonate, pronto? Pronto, buongiorno Cardinal Canarca e buongiorno Carlo Cambi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Francesco e ti chiamo da Roma. Ciao. Allora, prima tu ti sei un po', diciamo, incazzato su tutte quelle cose, giustamente, e dici, ma qua si dicono sempre le cose, possibile che nessuno si interessa, specialmente anche come stamattina ti ho sentito con quel soldato che ha preso, che è uno dei tanti Sì. che hanno preso la malattia 8.000, con uranio impoverito. fai te almeno 8.000. Sì, ma infatti sono nati giù nel 96 È lì a una tragedia. Mandati allo sbaraglio senza protezioni, senza niente, no? Che il nostro carissimo presidente Mattarella, mi sembra, come dice Carlo Cambi, era il ministro della difesa, no? Che ha messo a tacere tutto. No. Allora la domanda che io voglio dire è questa, no? Questa radio non è della Lega, ma è affiancata e simpatizzante della Lega, diciamo una così. Ma i nostri eletti che abbiamo mandato a Roma, ma l'ascoltano, sentono quello che tu da 30 anni che dici, ti rovini il fegato, dici tutte queste cose qua e portano delle proposte, fanno delle interrogazioni, fanno qualcosa. Questa è la mia domanda, perché siamo sempre noi che ascoltiamo, telefoniamo, diciamo, però non si sente mai nessuno che interviene, sono, non so, Rixi, sono questo, sono quell'altro, prendo fuori questa situazione e la porto avanti. Mi piacerebbe che succedesse questo, no? Specialmente in questa trasmissione che è contro politica, no? Essere Sì, no, ho capito corretti. perfettamente. Ti saluto, ciao. Grazie. Ciao, C'è un'altra telefonata, poi diamo subito la parola a Carlo e devo anche dar conto dei messaggi che giungono copiosi, come si dice, ma è vero in questo caso. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, Giovanni da Roma. Prego. Complimenti per la trasmissione. Niente, volevo fare il punto un po' sulla situazione politica. Sì, il centrodestra abbiamo vinto le elezioni, ma c'è qualcuno che se ne è accorto? Mi domando io. Nel senso che se io non avessi assistito alle elezioni vinte, fossi stato su un atto pianeta e fossi sceso qui, io non mi accorgerei. Il marziano di Flaiano, insomma. Non è cambiato nulla, assolutamente. Perché il quarto potere, che è la stampa, il giornalismo, i suoi gangli sono radicati nel sistema. Praticamente voi ascoltate i programmi la sera, c'è un programma che fanno su TG3 la sera a mezzanotte, no? È un plotone di esecuzione. Cioè praticamente la destra ha pochissimo spazio di azione perché è vincolata tra un potere precostituito di sinistra che ormai è assodato e il suo passato che è sempre dietro l'angolo pronto ad essere. Quindi non ha spazio di manovra, deve fare un forte cambiamento culturale, imporsi in maniera democratica a questo sistema che è diventato fascista. Il paradosso è questo. Ecco, grazie al nostro ascoltatore da Roma. Abbiamo anche un audio messaggio, lo mando subito. Buongiorno al Cardinale e al Gran Maestro Muratore. Io volevo dire che alle prossime elezioni, dopo aver votato Lega per decenni, voterò l'intelligenza artificiale perché sono sicuro che lei in qualche modo terrà conto di quello che io penso, quello che mi piacerebbe fosse fatto e probabilmente quella intelligenza artificiale terrà in considerazione quello che il popolo chiede. Sicuro è così, Walter. Beh, i deputati e i senatori potrebbero essere già sostituiti tranquillamente con intelligenza artificiale, tanto devono solo dire sì o no, anzi sarebbe molto più chiaro e limpido, no? 600 seggi, così non li paghiamo nemmeno, non sprechiamo soldi. Che dici? Però un minimo di bolletta ne costa. Sto scherzando, ma mica troppo scherzando, perché in effetti i parlamentari che ci stanno a fare? No, ma non, a parte questo, ma la cosa che veramente mi urta i nervi è che non c'è la percezione del cambiamento. Esatto. Perché uno dice, sai che c'è, è ovvio che non puoi sistemare tutto dalla sera alla mattina e probabilmente è anche giusto darsi come arco temporale il decennio, dicendo vinco le elezioni, comincio a fare un progetto,
lo consolido nel secondo mandato, che è più o meno quello che fanno i presidenti degli Stati Uniti d'America, no? Tutti si parametrano su un doppio mandato. Ma quello che io non avverto è il cambiamento. Non c'è un cambiamento di paradigma, non c'è un cambiamento di passo, non c'è un cambiamento di modo di proporre le questioni. Vedi, sul PNRR, tanto per dirne uno, nessuno ha il coraggio di dire questo PNRR è un cappio al collo che ci siamo messi per l'incapacità di Conte e del PD, accettando di indebitarci per compiere scelte che altri vogliono che noi facciamo. Cioè, è come se, provo a spiegare, è come se tu a casa tua vai in banca e hai bisogno di cambiare la caldaia, ok? E la banca ti dice: io i soldi te li do, ma non per cambiare la caldaia, ma perché devi fare le tapparelle rosa. E tu dici: ma io le tapparelle rosa non le voglio. Vabbè, ma se vuoi i soldi fai le tapparelle rosa. E allora tu dici: va bene, pur di avere i soldi faccio le tapparelle rosa. Poi arriva il freddo e i tuoi figli si ammalano di influenza perché con i soldi con cui dovevi cambiare la caldaia hai fatto le tapparelle rosa. Chiaro. Questo è PNRR. Allora ci vorrebbe il coraggio di dire: sapete che no c'è? Io a PNRR non ci credo. Piglio i soldi e ve li ridò tutti. Perché tanto a me quei soldi me li dovete ridare sotto forma di fondi di coesione. Oppure smetto la contribuzione europea. Va bene? Questo è un cambiamento di paradigma. Questo è un cambiamento di atteggiamento. Io non sento mai dire Panetta, il nostro rappresentante alla BCE, che è lasciato completamente solo da questo governo, è solo, al punto che il governatore della Banca d'Italia annuncia che si dimette e di questa cosa non frega nulla a nessuno. Non sento mai dire: siamo stanchi del modo in cui la Lagarde, in maniera incompetente, gestisce la BCE. Carlo, dobbiamo passare due telefonate. Queste cose qua vorrei sentire il cambiamento. Non l'ho visto. Allora, due telefonate allo 02 92 94 7222, precedute, se hanno ancora un attimo di pazienza, 20 secondi gli ascoltatori, da un altro audiomessaggio. Buongiorno, sono Pietro. Volevo dire, visto che il direttore si è infervorato prima, di quelle domande che ha fatto Carlo Cambi, giuste, sono d'accordo, di farle quando salgono le scale in via Bellerio sopra di voi, non c'è la sede della Lega. Quando sale qualche caporione, gli chiedete: ma voi seguite più quello che dicono nei talk show o quello che la gente ha votato? Ciao. Ciao Pietro, due telefonate, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Marino da Brescia. Prego. Pronto? Buongiorno, volevo chiedere semplicemente una cosa allora, signori, se senz'altro mi saprete rispondere. Ma ho notato che da qualche tempo, quando ci sono in acque SAR maltesi delle imbarcazioni di clandestini, interveniamo noi a recuperarli in acque SAR maltesi. Una volta Salvini faceva troppe fiamme per una storia del genere. Come mai ho notato anche recentemente è successo in acque SAR maltesi, Malta ha coordinato le operazioni e siamo andati noi a prenderceli e portarceli qua. Grazie e buona giornata. Grazie, altra chiamata, pronto? Buongiorno signora, buongiorno. Volevo chiedere al signor Cambi, innanzitutto volevo ringraziarla perché il suo giornale in questi mesi sta facendo il poliziotto buono per quanto riguarda il discorso della farsa pandemica. Ecco, io volevo chiedere a Cambi, ma la magistratura, il capo dello Stato, la magistratura, chi deve tenere la legge in questo paese, gli altri giornali, cioè i giornali, sappiamo tutti gli altri giornali cosa sono, giornali in mano agli ELCAM come la Repubblica, la Stampa, giornali in mano alla famiglia Elkan che prima lucrava sulle mascherine, adesso sta lucrando sull'invio delle armi perché
sappiamo tutti che è in mano. Domanda, signora, domanda. La domanda è questa: come mai in questo fottutissimo paese, con questo sterminio, con quello che sta succedendo, con le inchieste della verità, quello che noi dicevamo da 3 anni a questa parte, non si sta muovendo un cazzo di nessuno? Come mai vogliamo che le cose funzionino in questo paese? Come mai in questo paese di omertosi non si muove nessuno? Grazie signor Cambi e buona giornata. Immagino sui vaccini, però lo sterminio per fortuna è un'altra roba. Intanto c'è una telefonata, pronto? Sì, buongiorno a tutti e due, Lisetta. Buongiorno. 2 paroline sullo scontro sui migranti. Secondo me, in realtà, la nostra destra italiana ha sempre frenato o comunque non ha mai spinto su una riforma che pure aiuterebbe l'Italia, obbligando gli altri paesi ad una vera solidarietà, ma metterebbe in crisi i suoi rapporti europei. Tutto qua, vi saluto e buona giornata a tutti e due. Allora, Simone dal Friuli. Allora, il DEF non serve, ma allora perché continuare a farlo? Se oltretutto poi lo prepara per te qualcun altro e tu per di più non lo leggi, perché non serve. Ma io da assessore di un piccolo comune friulano sta cosa mi fa incazzare. Devo leggermi migliaia di decreti, circolari, comunicazioni scritte in burocratese per mandare avanti qualsiasi cosa. E questi mandati in Parlamento non leggono un documento scritto da altri perché tanto non serve. Scusate, ma questo mi fa incazzare. Riscrive il nostro amico Mandi Simone dal Friuli. Mandi il saluto naturalmente. Roberto, ho una sconfinata ammirazione per te, vorrei vederti in politica. Questa qui l'ho sbagliato a leggerla perché vorresti augurarmi la morte, forse. Un giovane designer, scrive Riccardo, viene solo sfruttato da grossi gruppi e studi per fare rendering. Falegnami giovani non se ne trovano, scrive il nostro ascoltatore Riccardo. Gianni da Roma, da una parte ci si lamenta giustamente dell'imperante ipocrisia in cui prevale sempre la solita ideologia sinistra, dall'altra parte però gli stessi che si lamentano non fanno altro poi che deridere i pochi politici che ogni tanto osano infrangere il muro politically correct, dicendo semplici oggettive verità. Il riferimento al ministro Lollobrigida e alla sua uscita sulla sostituzione etnica in corso è totalmente voluto, scrive Gianni da Roma. La cosa bella è che i parlamentari della Lega sono tutti passati dalla radio, arrivati a Roma se lo sono scordato, scrive un altro ascoltatore. Sono Marco di Agrate, secondo me non cambierà mai nulla con qualsiasi governo. Andrea da Cagliari, il governo è di destra ma il potere della sinistra, il radical chic. Cosa fa la destra per scardinarlo, oltre il chinarsi della Meloni? Loredana ci ringrazia perché abbiamo reso luminosa la sua giornata di oggi, questo mi rende felice. Non c'è cambiamento di passo, scrive Maurizio. Cambi, Cainarca, avete ragione, altri della radio e noi pure. Poi c'è la questione Covid che ha già riassunto la nostra ascoltatrice. Ivan 75, cambi la detta giusta, non c'è percezione di cambiamento perché il cambiamento non c'è. La democrazia odierna ormai è chiaro che è asservita ai poteri più forti, banche, Europa, sinistra e destra oggi serve sempre più per dividere il popolino. Il gioco sinistra-destra, distrarlo, illuderlo che possa decidere col voto, quando ormai è evidente che la deriva della finta democrazia va verso uno Stato fascio comunista, scrive Ivan75. Domanda, quando mandiamo a fare l'Unione Europea, scrive Ori, e abbiamo concluso, e abbiamo per il momento concluso, ma ci sono 2 telefonate, mi spiace ma ne mandiamo subito in onda, poi subito la parola a Carlo Cambi. Stamattina si va di corsa, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Salve Fabrizio, prego. Ciao, saluti a Cambi. Allora, la tua insemerata di stamattina che in arca mi è piaciuta moltissimo, perché alla base di tutto ci stanno quello che hai promesso agli elettori, ai cittadini italiani. Io capisco le difficoltà, però qualcosa bisogna fare, almeno indirizzarlo, poi se ci vogliono 5 anni non fa niente. Comunque a livello europeo la mia impressione da tanto tempo è questa: noi siamo sotto ricatto per il debito pubblico, noi siamo schiacciati da un debito enorme che abbiamo messo in condivisione con l'Unione Europea e i paesi del nord Europa sono terrorizzati da questo debito pubblico. Noi non facciamo niente in modo assoluto per abbassarlo, continuiamo a spendere anche col PNR, ci leghiamo ancora di più la catena al collo, e se noi non cambiamo il sistema economico, perché poi alla base di tutto, di tutte le scelte, c'è il denaro, c'è la possibilità di muoversi, e noi con l'euro ci siamo veramente rovinati. Ciao. Altra chiamata, pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un saluto, un abbraccio anche a Carlo. Per fortuna che c'è questa radio qua, ci sei una persona come te che sei specchiata e naturalmente sai benissimo dalle WhatsApp che ci scambiamo
come la si pensa. Il discorso è che purtroppo altro che intelligenza artificiale, qui stiamo andando indietro come gambe, perché a sentire anche questa mattina il signor Carlo Calcagni e la sua vicissitudine, eccetera, e il silenzio assoluto della politica, cioè qui sono le cose basilari di una società. Se noi facciamo i finti tonti e ignori di fronte a delle problematiche che potrebbero colpire chiunque di noi, come anche nel caso di Rosa Olinda e del signor Guglielmo Mollicone, e anche Roberto Carro e i genitori che purtroppo, come hai detto, che non li riesci più a sentire, mi auguro. Speriamo. Povere persone. È una cosa di una gravità inaudita, altro che ponte sullo stretto di Messina, il PNR che è una gran porcheria. Si sanno perfettamente queste cose, bisogna sempre andare avanti col pilota automatico e con vincoli esterni, vincoli interni, mai un po' di chiarezza, mai un po' di guardarsi in faccia e fare le cose con criterio. Gianni, ti ringrazio, solo per brevità dobbiamo passare alla prossima telefonata e poi ci fermiamo un attimo con le telefonate, perché sennò veramente non riusciamo neanche poi a mettere un po' in fila le risposte. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Chiamo Dario, chiamo dalla provincia di Treviso. Prego. Sentivo prima il discorso che faceva il parlamentare della Lega, c'era prima Morelli, sì. Su che cosa fare per la demografia. Alla fine di tutto un discorso durato 3 minuti c'è l'istituzione di una eventuale che dovrebbe valutare, alla quale faranno parte anche dei demografi. Cioè, se queste sono le soluzioni ai problemi, io vorrei dire a Morelli, si ascolti che cosa diceva 7 anni fa gente come Ettore Gotti Tedeschi sulla demografia in Italia, e visto che lo diceva 7 anni fa e centrava in pieno il problema che adesso sembra diventata un'emergenza, perché non consultarlo anche sulle soluzioni? Diceva anche qualcosa riguardo a quello che aveva detto il suo Cambi, riguardo all'eutanasia, e parlava di stati, ancora 7 anni fa, in cui c'erano dei medici che seguivano dei corsi su come convincere gli anziani della loro inutilità per spingerli verso l'eutanasia. Questo ancora 7 anni fa. Allora, quando ci sono esempi così lampanti di gente che vede lungo, perché non coinvolgerli una buona volta in quello che va bene. In quelle che sono le possibili soluzioni, se non altro. Ecco, grazie anche a lei. Ti lascio di dipanare le questioni, quelle che magari ti sei segnato, Carlo, le questioni interessanti. Sì, ne aggiungo una, però una domanda la voglio aggiungere io, perché tu hai fatto riferimento prima al PNRR, abbiamo parlato anche di questo. Che cosa sta cucinando per noi l'Unione Europea in questa fase? Cosa intravedi all'orizzonte? Perché a me mi sembra che ci stanno apparecchiando il pranzo, no? Però l'oggetto del pranzo siamo noi. Allora, sì, in realtà noi siamo un tacchino invitato al giorno del ringraziamento e ci toccherà pure ringraziare. L'Europa sta apparecchiando questo. C'è un problema di revisione del patto di stabilità. Il povero Giorgetti sta sperando, ma senza un grande supporto da parte del governo, questo va detto, che non passi la linea della Schnabel, BCE e dei tedeschi, e cioè che si deve rientrare dell'1% all'anno dell'ammontare del debito pubblico. Allora facciamo un conto: il debito pubblico italiano sono 2.770 miliardi, ok? Se tu devi rientrare dell'1%, vuol dire che hai circa 28 miliardi ogni anno di manovra congelata per stare in quel parametro. Ma con gli attuali tassi praticati dalla BCE, la remunerazione di quel debito pubblico a noi costa all'incirca una 90 di miliardi, 80 miliardi. Quindi tu hai più o meno 100 miliardi all'anno che devi mettere via per soddisfare il debito che hai, ok? 100 miliardi sono una cifra spaventosa se ci pensate,
cioè sono più o meno il 10% della spesa pubblica, in un paese che ha un livello di tassazione che è il più alto dell'Unione Europea. Che cosa hanno capito i nostri partner europei? Hanno capito che la Meloni è un pericolo per il conformismo delle istituzioni europee, ma non in quanto lei, ma in quanto la destra in Europa sta avanzando, e se la Meloni fosse abile potrebbe candidarsi a costruire delle maggioranze alternative nel Parlamento europeo, in modo che il compromesso che c'è stato finora tra PPE e PSE, che ha la famosa maggioranza Ursula, salti. Tant'è vero che avete visto che subito, immediatamente, Weber si è dato da fare per dire no, la Meloni, per l'amor di Dio, brava ragazza, anzi perché la voglio cooptare, ma allo stesso tempo quelli della CDU hanno già detto che vogliono una Ursula bis, un secondo mandato della von der Leyen. Allora, questo è il quadro in cui noi ci muoviamo, cioè siamo trattati da paese residuale in Europa, pur essendo la terza economia del continente e essendo uno dei 6 paesi fondatori. La domanda è: ma perché siamo in queste condizioni? Siamo in queste condizioni perché dal prodismo in avanti abbiamo sempre assunto a Bruxelles delle posizioni di sudditanza, senza mai far valere il diritto che uno dei paesi fondatori aveva di discutere preventivamente le soluzioni che venivano adottate a livello europeo. Ora tu mi dirai, ma questa è storia, è una roba vecchia. Certo che è una roba vecchia, ma è una roba vecchia che paghiamo però tutti i santi giorni che Dio mette in terra. Quanto a Gotti tedeschi è una mente lucidissima, ha solo un piccolo difetto, che si è messo in urto col Vaticano e quindi è considerato infrequentabile in questo paese dal punto di vista dell'operatività. Quelle che sono le politiche, diciamo, per la famiglia, le politiche della famiglia non passano attraverso le cose che ha detto Morelli stamattina, passano attraverso un'altra cosa molto semplice: sgravi fiscali, asili nido, piena occupazione femminile, possibilmente cominciare ad avere il coraggio di chiamare le cose col loro nome, che le famiglie con i figli nati da un maschio e da una femmina sono le famiglie e il resto sono diritti civili che vengono acquisiti, ma che non hanno nulla a che vedere con la naturalità della famiglia. Ultima cosa, cominciare a ridare nelle scuole e alle bambine e ai bambini la sana dimostrazione che fare figli è un modo per esplicare fino in fondo la affettività, per scommettere sul futuro. Ultima cosa, cominciare a dire che le tasse si pagano in base al quoziente familiare, che è una vecchia battaglia che portavano avanti gli ex democristiani, completamente dimenticati e sacrificati sull'altare del politically correct. Ma tutto questo poi in realtà si risolve in una sola parola: tenere fede ai programmi elettorali che tu hai annunciato e che nascono dalla frequentazione della base dei partiti. Bene. Carlo, molto chiaro. Io credo che sia stata una puntata interessante tra le tante degli scorretti. Ci salutiamo qui. Adesso... Io però ho un sospetto. Dimmi tutto. Che ci tengono al minimo del gas perché gli rompiamo le balle. Beh, questa è una certezza, non è un sospetto. Comunque, grazie. Se casomai sentissi Rizzi, digli che lo cerco. Sì, glielo dico io, anzi corroboro la tua richiesta. Grazie a Carlo Cambi e adesso Carlo buona settimana. Domani sera c'è anche l'appuntamento con Ufficio Cambi. Sì. Magari parlerà... Dimmi una cosa, ma perché noi questo spazio non lo dilatiamo all'infinito? Questa è una buona osservazione. Finché rimango e ultima cosa, come ti senti a essere stato battezzato cardinale Cainarca, che ormai è diventato il tuo secondo nome? Questo non te lo perdonerò mai, Carlo. Non te lo perdonerò mai.
Grazie Carlo, un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Allora, prima di lasciare la linea a Oltre la pagina con Pierluigi Pellegrin, un flash, andatevi sulla home page delle Iene, c'è un bellissimo servizio sulla strage di Erba, vero o falso, quello che hanno raccontato i giornalisti. Proprio un minuto per entrare in argomento e poi ve lo vedete da voi e domani magari riusciamo ad ascoltarlo insieme perché è molto opportuno il controcanto che ha fatto Antonino Monteleone sulle falsità scritte da non pochi giornali.